Allora, la seconda parte della mattinata si declina, diciamo così, nella, quello che vorremmo fosse, che è l'oggi, ma che vorremmo fosse anche il futuro della psichiatria, meno della parte della psichiatria, ovvero la parte relativa all'inclusione sociale, alla formazione e ai risvolti più sociali della nostra attività, anche perché noi comunque, essendo psichiatri, infermieri, rimaniamo comunque sempre ad avere una visione parziale. In questo senso è stato uno dei risvolti della nuova riforma psichiatrica è stata l'introduzione di figure come le assistenti sociali, gli educatori, i terapisti della riabilitazione psichiatrica, che conoscono molto meglio di noi il modo in cui, diciamo, tutto quanto l'essere umano può declinarsi nella socialità. Per questo abbiamo chiamato a moderare il signor Pescetto, che è dell'ALFAP e a cui lascio la parola per una migliore presentazione. Tanto mi chiedo scusa per il ritardo, ma sono giustificato e dico anche perché. Abbiamo ricevuto un appuntamento inderogabile da Alisa, perché noi siamo una piccola associazione, però che sta varando una struttura a residenzialità molto leggera, che è la prima che si fa, la cosiddetta 3.3. Abbiamo avuto questa donazione, sono 15 anni, forse anche più, che siamo dietro, ci ha dato l'appuntamento per la convenzione, mi sembrava inderogabile e senza possibilità di rimando. Sono contento di essere qua, non sono potuto venire l'anno scorso per problemi di compresenza da un'altra parte. So che qui c'è una comunità molto vivace su tutti gli aspetti che vogliamo affrontare. Io sarò subito breve perché devo dare la parola, anche perché sono arrivato in ritardo. Mi sembra che il primo tema sia quello degli amministratori di sostegno. L'amministratore di sostegno è una componente essenziale di una dinamica, come dire, innovativa nel campo della salute mentale. È una componente essenziale e a noi farebbe molto piacere, come associazioni ma anche come mondo della salute mentale. Noi siamo reduci dalla firma di un patto territoriale e la settimana prossima la discussione della realizzazione di un patto regionale è all'ordine del giorno del Consiglio regionale della Regione Liguria. Quindi ci muoviamo in questa logica. Gli amministratori di sostegno sono dei compagni di viaggio essenziali. Sono dei compagni di viaggio con cui è utile che noi ci chiariamo dove vogliamo andare. È utile chiarirsi quali sono gli obiettivi, che largamente sono condivisi, qualche volta no. Sarebbe proprio veramente importante. In questa 2 settimane fa ci sono state a Genova, in tutta la regione, molti eventi come questo, e noi abbiamo discusso con gli amministratori di sostegno e avremmo preferito inserirli dentro il programma, ma non con una logica esterna, ma con una logica interna al progetto di rilancio della 180. E abbiamo avuto, come dire, qualcheduno che era favorevole, qualcheduno no. Io credo invece che sia fondamentale, come familiari, come sistema, che gli amministratori di sostegno siano una componente per favorire il processo di recovery, non solo come un processo di tutela, ma anche di emancipazione. Ciò premesso, come vedete non sono stato neutrale, ho detto che si può andare d'accordo o anche no. Darei immediatamente la parola a Luca, Diana, mi scuso, sono senza occhiali, quando li avrò, avvocato, amministratore di sostegno. Buongiorno,
Io mi ero preparato una cinquantina di sentenze della Corte di Cassazione da commentare con voi e da comparare con la giurisprudenza di tutta l'Europa, ma forse non è il caso di addentrarci in questo tipo di argomentazioni. E invece farò un intervento molto più breve rispetto a quello che vi potreste aspettare, perché non credo che, vuoi per la importanza delle relazioni che mi hanno preceduto, vuoi per il fatto che questo è un convegno rivolto a un mondo medico più che un mondo legale, non ritengo che debba affrontare la problematica dal punto di vista giuridico, perché non avrebbe molto senso. Preferisco fare un ragionamento un pochino più ampio, un pochino più forse anche concreto sotto certi profili. Parto da una prima considerazione. Abbiamo parlato di legge 180 e abbiamo visto che con questa normativa hanno cambiato modo di vivere 100.000 persone, se non ricordo male era il dato che ci aveva dato il professor Orsini, ma 100.000 persone forse di allora, perché se andiamo a sommare tutti i malati psichiatrici che hanno vissuto dai 40 anni fa ad oggi, il numero probabilmente è molto più elevato. Ed è giusto dare una dignità a queste persone. Quindi sotto il profilo legislativo medico abbiamo visto che con questa importante innovazione legislativa sono stati chiusi gli ospedali psichiatrici e è iniziato un nuovo corso della storia. Un po' di anni dopo è intervenuta una nuova normativa che ha introdotto una figura che prima non esisteva, che è la figura dell'amministratore di sostegno, una parola grossa, una parola più lunga rispetto a quella che eravamo abituati a pronunciare. Parlavamo prima di interdizione, di inabilitazione, oggi parliamo di amministratore di sostegno. La parola stessa la dice lunga, è un amministratore, cioè una persona che amministra a sostegno del beneficiario. Per intenderci, il beneficiario è colui che beneficia dell'amministrazione di sostegno, quindi il soggetto, io dico malato, ma poi vedremo che non è un soggetto malato, malato è soltanto uno delle tipologie delle persone che possono essere sottoposte ad amministrazione di sostegno. Quindi l'amministratore di sostegno si avvicina e si appoggia al beneficiario, ma non si sostituisce a lui. Un tempo si parlava di interdizione, io vedo quando vengono alcuni clienti in studio da me e incominciamo a parlare di problematiche relative a persone che hanno problematiche di natura psichiatrica, di natura mentale, di qualsiasi tipo, che purtroppo non sono in grado di provvedere a se stessi. Ah, ma l'interdizione è una brutta parola. L'interdizione evoca un qualche cosa che oggi esiste ancora sulla carta ma non viene più applicato, ma indica un istituto che un tempo per la famiglia, per la persona stessa era un minus, voleva dire togliere dignità alla persona. Con l'amministratore di sostegno il legislatore, chi ha fatto la legge, ha voluto introdurre una normativa molto più benevola rispetto al soggetto. Intanto vediamo chi sono le persone che possono essere sottoposte ad amministrazione di sostegno. Non sono soltanto persone che hanno problemi di natura psichiatrica o psicotica, adesso io non sono un tecnico quindi non voglio addentrarmi in parole che non mi competono, comunque soltanto problematiche di natura mentale o intellettuale. L'amministrazione di sostegno è stata inventata, immaginata per tutti coloro che per le più svariate motivazioni non sono in grado di provvedere a se stessi. Quindi pensiamo a una persona anziana che è stata operata, che è allettata, a una persona che ha avuto un incidente e non ha più le gambe, non ha più la possibilità di muoversi. Beh, tutte queste persone hanno difficoltà a compiere gli atti quotidiani della vita, e per atti quotidiani della vita dico cose banali: andare in banca, riscuotere un assegno. È vero che oggi c'è il telematico, quindi ci si può muovere in maniera diversa, però andare dal commercialista per pagare le imposte, andare al CAF, se sono inquilino, andare a parlare col proprietario di casa, pagare l'affitto oppure percepire un affitto qualora fossi proprietario. Sono tutte azioni banalissime, ma che a svariate categorie di persone non sono concesse. E allora queste persone che non possono fare un certo tipo di attività
possono farsi aiutare. Nella maggior parte dei casi si fanno aiutare da persone di famiglia, ma talvolta le persone di famiglia non possono aiutarle qualora, ad esempio, i soggetti in questione fossero titolari di un conto corrente bancario dove dovessero andare a prelevare dei soldi. E se io non posso andare in banca, non è che mio figlio, mia moglie, mio papà, se non ha la delega sul conto, possa andare a ritirare i soldi al posto mio. E quindi queste persone hanno necessità di qualcuno che lo faccia e sia legittimato a farlo. E allora è stato istituito l'amministratore di sostegno, che serve sia per amministrare il lato economico della vita della persona, del beneficiario, ma in molti casi anche per provvedere a quegli adempimenti di carattere medico, perché spesso e volentieri troviamo persone che finiscono in ospedale, devono dare un consenso per un'operazione, ma per una motivazione o per un'altra non sono in grado di prestare questo consenso. E allora voi che siete medici sapete bene che il consenso non può essere immaginato, presunto, quantomeno nella maggior parte dei casi, salvo che non ci sia un carattere di urgenza, una persona che ha avuto un incidente e rischia la vita, allora va bene, ma altrimenti non si può presumere. E quindi l'amministratore di sostegno serve per questo tipo di attività. Quindi non solo per situazioni di grave infermità di mente, ma anche per chi si trova impossibilitato anche temporaneamente a provvedere ai propri interessi. L'amministratore di sostegno non è un tuttologo, ma soprattutto non è un soggetto che possa fare qualunque cosa. L'amministratore di sostegno è nominato dal giudice, dal tribunale, ed è il giudice che con il provvedimento di nomina conferisce all'amministratore di sostegno i poteri, dice tu puoi fare questo, puoi fare quest'altro e non puoi fare queste altre cose. Quindi l'istituto dell'amministrazione di sostegno si rifà un pochino alla legge 180 di cui abbiamo parlato oggi, perché praticamente è una norma che è volta al rispetto della dignità della persona, la persona che non è più un interdetto, la persona che ha necessità e la persona che si può fare aiutare da un soggetto familiare o non familiare che collabora con lui in una situazione di parità, è una situazione paritaria. Non è più un qualcuno che è esautorato di tutti i propri poteri, il beneficiario, ma è un soggetto che si fa aiutare con un amministratore di sostegno che collabora con lui. Quindi questa legge migliora un po' la vita del beneficiario sia sul lato pratico che sul lato etico-sociale. Adesso faccio un breve inciso di natura prettamente giuridica, ma a me succede spesso di avere persone che vengono a dirmi guarda, c'è mio papà che in ospedale è anziano, ha un conto corrente in banca, deve fare questo, quest'altra attività, lui non può farla, chiamo un notaio e mi faccio dare una procura. Benissimo, la procura del notaio può essere uno strumento idoneo per fare un certo tipo di attività, ma attenzione, presuppone una circostanza, ovvero sia che il beneficiario, che è la persona impossibilitata, sia capace di intendere e di volere. Nel momento in cui il notaio si reca, ad esempio, in ospedale per farsi rilasciare, per rilasciare una procura, deve accertarsi delle capacità del soggetto. Ma se questa persona è anziana, incapace, con problemi di qualsiasi tipo, non può la procura sopperire alle necessità concrete. E quindi, in questo caso, l'amministrazione di sostegno direi che è l'unico strumento che consente di dare un aiuto al soggetto disagiato. Cosa succede se viene chiesto al giudice di aprire un'amministrazione di sostegno e il beneficiario non è d'accordo? Perché attenzione, succede spesso, soprattutto in persone giovani che hanno problemi di natura psichica o psichiatrica, succede che venga richiesta al giudice un'apertura di amministrazione di sostegno e che il soggetto non voglia assolutamente. In questi casi il magistrato deve fare un po' di attenzione, perché è vero che l'amministrazione di sostegno è uno strumento a favore del beneficiario, ma fino a che punto si può dire che sia a favore se poi il beneficiario non la vuole?
è inutile che mi facciate mangiare, che ne so, il gelato al cioccolato se non mi piace e mi obblighiate a mangiare il gelato al cioccolato, piace a tutti, non a me, non è detto che io lo debba mangiare per forza. Quindi non è detto che l'amministrazione di sostegno, che può andare bene per molti soggetti, possa andare bene anche per quel soggetto particolare. E allora c'è un obbligo del giudice di esaminare il beneficiario, ovvero sia, prima di confermare l'amministratore di sostegno, il giudice deve fare un esame del soggetto. Talvolta succede, se la persona in questione è in buone condizioni di salute, che sia il beneficiario stesso a recarsi in tribunale, ma oramai è anche prassi consolidata che sia lo stesso magistrato o comunque un delegato del magistrato a recarsi al domicilio della persona malata per verificare se sussistono le condizioni per la nomina dell'amministratore di sostegno. Anche perché poi dobbiamo pensare a una circostanza particolare, ovvero sia il legislatore ha immaginato questa figura dell'amministratore di sostegno, ma quante volte può succedere che una persona con un certo patrimonio, magari sola, possa subire le attenzioni particolari di un soggetto avido che abbia brutte idee nei suoi confronti? E quindi magari quante volte un'amministrazione di sostegno può essere richiesta non tanto per fare il bene dell'amministrato quanto per trovare uno strumento per portare via a lui un patrimonio. Quindi il giudice deve anche fare queste valutazioni, quindi quando va a esaminare il soggetto, che sia malato fisico, malato mentale, anziano o che abbia altre problematiche, deve verificare se effettivamente la richiesta di amministrazione di sostegno è una richiesta corretta. Va da sé che se la richiesta viene fatta da un estraneo alla famiglia viene valutata in un certo modo, se viene fatta da un familiare in un altro, se viene fatta dalle istituzioni, dagli assistenti sociali, che so io, in un altro modo ancora. Però comunque il giudice deve avere una certa attenzione nel momento in cui apre l'amministrazione di sostegno. L'amministrazione di sostegno può anche essere richiesta dallo stesso beneficiario. Succede spesso che una persona, magari anziana, una coppia di marito e moglie non più giovani, abbia una traversia e quindi uno dei due venga a mancare. Il secondo si trova solo, sta ancora bene, ma capisce che magari di lì a 1, 2, 3, 5 anni potrebbe non avere più capacità di provvedere a se stessa e magari potrebbe essere mandata in una struttura che non gradisce o potrebbe fare un'altra brutta fine. E allora la richiesta di amministratore di sostegno può anche essere fatta dal soggetto interessato. Soggetto interessato che chiede al giudice la nomina di quel particolare amministratore di sostegno oppure di un soggetto che riterrà il giudice e magari può dare anche delle indicazioni al giudice su quello che ritiene che debba fare l'amministratore di sostegno. Ecco a questo punto che vediamo come questa figura di amministratore sia una figura fatta nell'interesse del beneficiario, perché è lo stesso beneficiario che spesso e volentieri può dare delle indicazioni precise su quello che deve essere l'incarico e l'operato dell'amministratore di sostegno. Talvolta, adesso è un termine che va di moda, esiste il testamento biologico e talvolta può succedere che all'interno del testamento biologico venga inserita la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno. Questa è un'altra fattispecie. Succede anche che la nomina di amministratore di sostegno venga richiesta dal genitore che ha un figlio disabile e sapendo che un domani il genitore non ci sarà più e quindi non potrà più provvedere alle necessità del figlio, possa nominare quando ancora è in forza e quando ancora è capace, possa richiedere ora per allora la nomina di un amministratore di sostegno. Anche il convivente moro uxorio, quindi il convivente di una coppia di fatto ha agli stessi diritti del marito e della moglie, e quindi anche in questo caso la richiesta di un convivente ha lo stesso peso della richiesta del coniuge. L'apertura dell'amministrazione di sostegno può essere fatta su richiesta di persone specifiche, non chiunque può richiedere l'apertura di un'amministrazione di sostegno. Allora abbiamo detto che intanto può richiederla il beneficiario stesso,
poi può richiederla il coniuge o, abbiamo visto, il convivente. Attenzione, anche quando il convivente sia convivente dello stesso sesso. Questo discorso della convivenza moro uxorio, quindi come se si fosse una coppia sposata, è un concetto che non è stato richiamato dalla normativa, ma è la giurisprudenza, è il sentire comune che ormai tende ad equiparare la famiglia di fatto alla famiglia di soggetti sposati. Oltre ai coniugi possono richiederlo i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2°. Può richiederlo qualora esista il tutore o il curatore nel caso di interdizione del soggetto, di precedente interdizione, o lo può richiedere il pubblico ministero. A questo punto facciamo un piccolo excursus sulla vostra figura professionale di soggetto sanitario, di soggetto operante nel comparto sanitario. Vi è un obbligo di segnalazione dei casi che necessitano di amministrazione di sostegno da parte dei servizi sociali, e quindi noi vediamo spesso che i servizi sociali sottopongono al pubblico ministero del tribunale competente territorialmente la richiesta di apertura di amministrazione di sostegno. Questa richiesta è corredata di documentazione medica, anche minima, e il giudice provvede in conseguenza, sia a tutela del soggetto amministrato e sia a tutela di coloro che gli vivono vicino. L'amministratore di sostegno talvolta è nominato in via provvisoria per essere poi confermato ed essere nominato in via definitiva. C'è questo lasso di tempo tra l'amministratore provvisorio e l'amministratore definitivo che consente al beneficiario di valutare l'operato dell'amministratore di sostegno, e quindi poi un domani il beneficiario, sentito dal giudice, dirà sì, mi sta bene questo amministratore, no, non voglio questo ma ne voglio un altro, oppure no, non voglio assolutamente l'amministrazione. Sarà il giudice a dover poi fare le valutazioni del caso. Abbiamo detto prima che l'amministrazione di sostegno non comporta una eliminazione totale di qualsiasi possibilità di azione da parte del beneficiario. Un tempo l'interdizione prevedeva che l'interdetto non potesse fare nulla, neanche gli atti personalissimi. L'interdetto non si poteva sposare. Ora, dico io, se dobbiamo tutelare una persona e se questa persona ama un'altra persona, perché dobbiamo impedire un matrimonio a questi due soggetti? Ci sono dei casi in cui è opportuno impedirlo, comunque prendere alcune precauzioni, però il legislatore ha ritenuto che i diritti personalissimi debbano essere ritenuti più importanti di qualsiasi altro elemento. Quindi normalmente l'amministrazione di sostegno consente al beneficiario, ad esempio, di sposarsi. Ci possono essere dei casi particolari in cui può essere vietato questo atto, ma deve essere motivato dal giudice e ci devono essere delle ragioni molto serie. Capacità di fare testamento. E qui entriamo di nuovo in un campo molto particolare, perché se l'amministrato è un soggetto a cui hanno tagliato le gambe o comunque è su sedia a rotelle e quindi non può compiere un certo tipo di atti, può benissimo fare testamento, ma se il soggetto è una persona che ha problematiche di natura psichiatrica, patologie gravi, il testamento lo può fare o non lo può fare? Ovvero il testamento lo può fare, poi bisogna vedere se sia valido oppure no. Perché il testamento basta che io prenda un foglio e scrivo io sottoscritto Luca Diana, nomino mio erede il signor Mario Rossi, metto una data, metto una firma e quello è un testamento. Poi domani bisogna vedere se è utilizzabile, se è valido, se è efficace. E allora il legislatore, che poi parlo di legislatore ma in realtà non è legislatore bensì è la giurisprudenza, cioè il legislatore dà delle norme abbastanza generiche che dovrebbero valere un po' per tutti i casi, però poi nel caso specifico queste norme devono essere applicate. E allora la giurisprudenza in casi particolari va a indicare qual è la strada da percorrere e quindi negli anni a seguire si possono prendere in esame le sentenze emesse in casi analoghi e quindi utilizzare quelle per risolvere i casi. Quindi dicevamo, il testamento può essere fatto dal soggetto sottoposto all'amministrazione di sostegno.
però la sua validità è subordinata al fatto che nel momento in cui il soggetto ha fatto testamento fosse capace di intendere, di volere. E a questo punto il problema nasce quando il signor Mario Rossi, deceduto, ha lasciato un testamento fatto 3 anni prima, quando già era sottoposto all'amministrazione di sostegno, magari avevano fatto 3 TSO, magari era stato ricoverato o comunque aveva avuto una serie di problematiche per cui la sua capacità di intendere, di volere e quindi di testare poteva essere assolutamente diminuita. In questi casi sarà il giudice a dover valutare caso per caso se nel momento in cui, non prima e non dopo, ma nel momento in cui il signor Mario Rossi fece testamento, era effettivamente capace di intendere, di volere oppure no. Il tempo è tiranno e quindi non voglio occupare ulteriormente la mattina, voglio soltanto fare un ultimo appunto sullo sportello di prossimità. Cos'è lo sportello di prossimità? È una cosa assolutamente nuova che riguarda il nostro territorio. A Chiavari abbiamo un bellissimo palazzo di giustizia, ahimè semivuoto. Ultimamente questo palazzo di giustizia è stato occupato con un nuovo ufficio che si chiama sportello di prossimità. È uno sportello del Tribunale di Genova dedicato alle amministrazioni di sostegno, alle interdizioni e inabilitazioni. In questo sportello non tanto gli avvocati, quanto i cittadini si possono rivolgere per fare quasi tutte le attività relative alle amministrazioni di sostegno, quindi possono andare a chiedere copie di atti relativi alle amministrazioni, possono depositare ricorsi per l'amministrazione di sostegno, possono effettuare giuramenti e quant'altro. Lo sportello è aperto tutti i lunedì, dalle 9 alle 12 mi pare, essendo uno sportello nuovo anche gli impiegati stanno ancora prendendo un po' le misure, nel senso che molte attività le stanno già svolgendo, alcune attività particolari saranno attive nei prossimi mesi. Comunque io invito tutti coloro che avessero questo tipo di problema in famiglia a non andare più a Genova, ma a iniziare a avvalersi di questo sportello di prossimità, perché è uno sportello assolutamente utile ed è opportuno che gli utenti inizino a usarlo proprio per fare in modo che un domani vengano implementate le sue competenze. Spero di non avervi annoiato troppo e vedo una mano alzata. Non so i tempi, se è tiranno il tempo oppure no. Sì. A Genova non mi avevano ancora dato la conferma, visto che c'è io ne approfitto e glielo chiedo. Sì, è aperto da 15 giorni circa, quindi vale anche per le tutele. Grazie. Affrontiamo pronto, un'altra domanda. Chi è l'altro? Pronto? Volevo solo sapere, avvocato, mio figlio è già amministrato da me per adesso e io vado sempre a Genova a portare Metta il microfono più in bocca. Mio figlio è amministrato da me, volevo sapere, io andavo sempre a Genova a portare la relazione annuale, allora adesso posso andare a Chiavari? Può venire a Chiavari. Grazie. Ci sono altre domande? Allora affrontiamo adesso il tema formazione e inclusione sociolavorativa. Venite tutti assieme? Ci sono 3 posti. Siccome siete tanti vi fraziono i tempi. Allora, il tema è inutile che lo introduca, è già stato introdotto l'anno scorso e 2 anni fa, è un tema importante, decisivo e messo assieme, formazione e lavoro, perché il problema di fondo è uscire
dalla emarginazione. La formazione può essere graduale, il lavoro può essere in itinere con le forme, ma mi sembra molto importante questo vostro fermarvi. Do subito la parola a Zignaigo. Buongiorno a tutti, siamo in tarda mattinata, quindi accelererò al massimo con i tempi. Anzitutto il saluto da parte di Forma, che è un ente di formazione professionale che oltre a occuparsi degli occupati, dei disoccupati, delle varie fasce di età, si occupa anche di formazione sulle fasce deboli. Allora, perché facciamo formazione in questa fascia, in questo settore? Il motivo è molto semplice. Qualche anno fa Alfap, nella figura di Maria Giulia Tassano, della presidente, della responsabile di Alfap Tigullio, ci chiese un intervento finalizzato su questo settore. Realizzammo questo intervento in cooperazione con altre realtà. L'intervento era intitolato Lentamente lavorando e questo intervento diede dei risultati molto positivi. Era rivolto alla psichiatria. L'intervento, pur nella sua brevità, doveva essere quindi replicato, dare la possibilità ad altri di accedere e di fare questo percorso di formazione. Di fatto passarono alcuni anni perché poi i bandi non ci furono e la formazione è ripresa nel 2015. Nel 2015 ci fu un bando regionale, partecipammo, sempre spinti da Alfap, dall'Associazione dei Familiari degli Psichiatrici, e in questo caso i percorsi ripartirono con una struttura diversa, più ampia, più finalizzata per certi aspetti. C'era la possibilità di allargare questo tipo di intervento in collaborazione con i servizi di salute mentale dell'ASL e dei comuni. Ci fu una bella, e c'è tuttora naturalmente, collaborazione con questi servizi. Senza fare rete non si possono dare questi tipi di servizi. Ma l'aspetto iniziale su cui vorrei puntare un attimino l'attenzione è la irripetibilità della persona. Noi veniamo da un'epoca di standard, in cui si parla sempre di standard. Anche la persona è diventata nell'immaginario comune quasi uno standard, ma la persona non è uno standard, è unica e irripetibile. Quindi il primo aspetto è la personalizzazione, di cui parleranno poi le formatrici e i tutor che stanno realizzando questi corsi. Cioè la formazione e il gruppo stesso è unico e irripetibile. Quindi tutti gli aspetti legati alla formazione devono essere declinati sul bisogno della persona, non su generici standard. Ecco, lo standard è un po' l'erede di una cultura di tipo industriale e non si applica minimamente a questo tipo di realtà formativa. Non si dovrebbe applicare neanche ad altri tipi di realtà. Detto questo, lo scopo fondamentale della formazione è dare speranza nelle potenzialità della persona, negli aspetti, nelle autonomie personali, nella crescita della persona attraverso una struttura formativa che poi vedrete che è molto basata sulla riacquisizione di competenze, sulla sicurezza di sé, e quindi è un percorso molto lungo e molto complesso. Ecco, io passo a questo punto la parola alle tutor. Grazie. Grazie. Buongiorno. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Benedetta Spalazzi e sono tutor presso l'Ente Forma di Chiavari dei percorsi formativi di inclusione sociolavorativa rivolta alle fasce deboli. In questo breve intervento vi vorrei parlare dell'importanza del lavoro di rete che ci aiuta continuamente nei nostri percorsi e delle buone prassi che in questi anni abbiamo sperimentato, abbiamo attivato e che tutt'oggi mettiamo in pratica. Come già diceva il nostro direttore, il primo corso nasce nel 2009, si chiama Lentamente Lavorando e è nato perché fortemente sollecitati da Alfap Liguria e supportati già in fase progettuale dal Servizio di Salute Mentale ASL 4 Chiavarese.
subito ci siamo resi conto di come il lavoro di rete fosse necessario e fondamentale e quindi ci siamo inseriti nelle reti già esistenti, ma abbiamo cercato comunque di rafforzarle e di sostenerle. Oggi essenzialmente la rete coinvolge la persona, i servizi presenti sul territorio, le famiglie, il mondo aziendale e le realtà del terzo settore. La persona. Ogni presa in carico inizia con un'attenta valutazione della vita della persona, ma soprattutto della rete in cui la persona è inserita, perché ognuno di noi deve saper contare su una rete sociale forte e stabile. Abbiamo e attiviamo confronti continui con tutte le diverse figure professionali che ruotano attorno alla persona, ai nostri allievi, e quindi con le assistenti sociali, gli educatori, i medici di riferimento, i mediatori culturali, gli operatori per il servizio per il lavoro. Predisponiamo colloqui e contatti con le famiglie, perché laddove i familiari sono presenti e coinvolti sostengono, e i nostri allievi, se supportati dai familiari, riescono a seguire i percorsi formativi con maggiore serenità. C'è una tenuta maggiore sicuramente. Il mondo aziendale, perché attiviamo azioni di sensibilizzazione rispetto al mondo aziendale, soprattutto coinvolgendo i referenti aziendali come formatori all'interno dei nostri percorsi laboratoriali soprattutto. Infine coinvolgiamo e ci facciamo coinvolgere da tutte le realtà presenti sul territorio del terzo settore, associazioni, volontariato, il mondo sportivo, proprio perché le azioni di socializzazione per i nostri allievi sono fondamentali, sono una palestra necessaria per poi intraprendere i percorsi di stage in azienda. Ecco, due parole chiave che ci sostengono e che ogni volta noi dobbiamo ricordare: personalizzazione e flessibilità. Personalizzazione per noi significa sviluppare e potenziare le singole capacità, perché sì, ogni nostro allievo è inserito in un gruppo classe, però, come diceva prima il direttore, è unico e ripetibile e a fronte di questo ha un unico e proprio progetto di vita. Flessibilità, questa è la sfida un pochino più grande per noi, perché ogni giorno siamo sottoposti a continui cambiamenti. Dobbiamo formulare e riformulare sempre nuove strade e nuovi percorsi. Non dobbiamo mai contare su competenze acquisite o su ruoli acquisiti, ma dobbiamo prenderci il tempo, dobbiamo saper attendere e soprattutto rispettare l'altro. Perché, e concludo, la formazione in ambito di inclusione sociolavorativa e soprattutto riguardante l'area della salute mentale è sì un continuum di azioni di carattere formativo, esperienziale, orientativo, ma è soprattutto, e significa per noi soprattutto, accompagnare i nostri allievi, percorrere una strada insieme a loro, perché ciascuno di loro deve sentirsi sostenuto nelle scelte, dove ciascuno sia libero di fermarsi, di attendere, di ricominciare e soprattutto di crescere. Ora lascio la parola alla mia collega Lorena Garibaldi, che più nello specifico vi racconterà come sono sviluppati i nostri corsi. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Lorena Garibaldi, anch'io mi occupo di organizzazione e gestione dei corsi e vi illustrerò appunto un po' nel dettaglio che cosa abbiamo realizzato e che cosa stiamo facendo. Allora, Forma progetta e realizza corsi nell'ambito dell'inclusione sociolavorativa. Questi percorsi sono finanziati dal Fondo Sociale Europeo attraverso dei bandi promossi da Regione Liguria tramite la sua agenzia Alfa Liguria, per cui la partecipazione a questi corsi è gratuita. Attualmente sono in fase di realizzazione questi percorsi. Percorso primo anno, incontro secondo anno, punto a capo terzo anno. I partecipanti
ai corsi sono individuati su segnalazione dei servizi sociosanitari di ASL 4 con cui collaboriamo. La durata è triennale e prevede appunto 600 ore per ciascuna annualità. Per ogni corso abbiamo previsto di dare spazio al rafforzamento delle competenze relazionali, alla realizzazione di laboratori pratici per favorire l'avvicinamento al mondo del lavoro e allo svolgimento di periodi di stage in azienda. Allora, nel concreto, il laboratorio delle competenze relazionali comprende una serie di attività che hanno l'obiettivo proprio di migliorare o creare le competenze relazionali necessarie per l'inserimento socio-lavorativo. Questo laboratorio prevede appunto dei moduli di accoglienza, di formazione del gruppo, colloqui, simulazioni e un laboratorio di pet therapy che ha avuto piuttosto successo. Questa è una foto del momento del corso dell'anno passato, e che ha favorito appunto molto gli scambi e le relazioni fra i partecipanti stessi. Poi abbiamo realizzato dei laboratori pratici, invece finalizzati a far conoscere settori diversi del mondo del lavoro, spaziando da diversi settori, quindi dal laboratorio di cucina e pasticceria, al laboratorio di bar, caffetteria, manutenzione del verde, grande distribuzione, assemblaggio, benessere, cura di sé. E inoltre abbiamo cercato di svolgere questi laboratori il più possibile presso le realtà aziendali del territorio. Per esempio, il laboratorio di cucina è stato svolto presso la cucina del ristorante Hotel Monterosa e il laboratorio di pasticceria presso una pasticceria storica di Chiavari, la pasticceria Copello. Laboratorio di manutenzione del verde, alcune lezioni si sono svolte presso il Garden Umberto Giorgi e il laboratorio per esempio di grande distribuzione si è svolto presso il supermercato Conad di Chiavari. Quindi questo per mettere già in contatto gli allievi il più possibile con le realtà lavorative e vedere sul campo lo svolgersi stesso dell'attività. Per ogni annualità è previsto un periodo di stage che gradualmente avvicina i partecipanti al mondo del lavoro. Quindi lo stage, che nel primo anno prevede circa 60 ore, poi viene aumentato come monte ore e cercando di rispettare però per ognuno dei partecipanti il più possibile le singole esigenze. E la scelta dell'azienda è individuata dopo colloqui con gli allievi stessi, proprio per valutare insieme il settore di interesse, tenendo presente quello che è emerso dai laboratori pratici e valutando anche altri aspetti come l'aspetto logistici, della spostamenti, orari, tutto insomma molto tarato sulla persona, sulle esigenze individuali e per far conoscere appunto il più possibile le diverse realtà aziendali. Trasversalmente a tutto il percorso abbiamo poi realizzato delle uscite didattiche di cui in particolare si è occupata la mia collega, a cui cedo la parola, Camilla Salvestri. Buongiorno a tutti, io sono Camilla Salvestri, all'interno di Ente Forma mi sono occupata principalmente di seguire quelle che sono le attività volte alla socializzazione dei nostri allievi, appunto come accennavano le mie colleghe prima, con le realtà territoriali. Quindi durante tutta la durata dei percorsi formativi abbiamo organizzato diverse uscite didattiche con finalità e valenze un po' diverse, ma soprattutto quella di promuovere le autonomie, la conoscenza del territorio, specialmente le autonomie di spostamento, per favorire appunto poi la possibilità dell'inserimento nel mondo del lavoro. A monte c'è sempre stata l'idea di mantenere l'attenzione sull'inclusione sociolavorativa, per cui alcune delle uscite sono state volte alla conoscenza delle realtà che sul nostro territorio si occupano dei servizi di accompagnamento al lavoro. Quindi abbiamo accompagnato gli allievi a conoscere i centri per l'impiego, l'Informa Giovani,
le agenzie autonome per il lavoro e anche a conoscere quelli che possono essere i sussidi di cui hanno diritto partecipando appunto con la partecipazione del patronato ACLI di Chiavari. Altre tipologie di uscite didattiche rivolte più al focus dell'inclusione sociale sono state spostare alcune lezioni tradizionali sull'esterno, al di fuori dell'ente di formazione, con l'obiettivo di favorire delle metodologie di apprendimento più dinamico e un pochino più divertente rispetto alla solita situazione di aula, che potessero incrementare la motivazione all'aderenza al corso e la socializzazione fra gli allievi, che non sono sempre state cose, diciamo così, scontate. Per esempio, abbiamo svolto le lezioni di inglese all'interno del Museo di Villarocca a Chiavari, con la docente che faceva un po' da guida turistica e anche all'interno di sale da te, in modo che gli allievi potessero sperimentare in un contesto un po' inglese, appunto come può essere quello della sala da te, le loro competenze e nel frattempo aggregare ad esse un aspetto più ludico e ricreativo. Inoltre abbiamo organizzato anche dei momenti maggiormente volti alla condivisione appunto di questo aspetto ludico e creativo, con lo scopo di consolidare il gruppo nell'ottica di mantenere un gruppo di lavoro e nell'ottica che i ragazzi potessero sperimentarsi come collaborare nella sperimentazione di costruire qualcosa che potesse dare loro una sensazione di autoefficacia, di riuscire bene nel fare qualcosa, di riuscirci insieme, sempre per mantenere attiva la socializzazione e la cooperazione. Ci siamo rivolti a diverse realtà del nostro territorio, ad esempio all'Ente Parco di Portofino, con cui abbiamo realizzato diversi laboratori di orienteering, ovvero una ricerca attraverso la cartina muta sul territorio di alcuni punti di interesse, con l'obiettivo che appunto i ragazzi potessero conoscere meglio la loro città, sperimentarsi autonomi nel portare a termine un obiettivo, ma nel frattempo dover collaborare, perché richiedeva appunto la realizzazione dell'obiettivo, richiedeva la collaborazione fra di loro. Inoltre, con l'appoggio di alcuni agriturismi dell'entroterra chiavarese, abbiamo realizzato dei laboratori più pratici, dove sono state realizzate diverse cose. Ad esempio, nella foto che vedete dietro di me, gli allievi di questo corso hanno realizzato ad esempio il formaggio, il pane, potendo poi anche portare a casa i loro manufatti, guidati da dei veri e propri esperti del settore, quindi non qualcosa di, diciamo, relativo a una nicchia per magari persone in difficoltà, ma sperimentandosi in dei veri e propri contesti lavorativi che gli dessero delle indicazioni chiare. E questo è stato molto utile, perché quando a volte il contesto formativo può diventare difficile, riuscire a uscire dalle aule e sperimentarsi sul territorio ha aiutato, come dicevo all'inizio, a mantenere forte la motivazione e l'aderenza al corso. Termino passando la parola al dottor Ravera, presidente di Conad Chiavari, con cui abbiamo collaborato per la realizzazione di alcune attività laboratoriali e che ospita in stage alcuni dei nostri allievi. Grazie. Buongiorno a tutti. Cercherò come gli altri colleghi di essere molto breve. Intanto un cenno su chi è e cosa rappresenta Conad. Conad è un consorzio nazionale di dettaglianti su tutto il territorio nazionale, presente in Liguria con circa 90 punti vendita, e fa parte della cooperativa Nordi Conad che si estende sulla Liguria, Piemonte, Val d'Aosta e Emilia Romagna. Noi abbiamo aperto come Conad qua a Chiavari a luglio del 2016 e tra le varie missioni di Conad, oltre ovviamente a fare del fatturato, perché diciamo siamo un'azienda commerciale, è quella comunque di creare del valore sul territorio. Molti magari ricordano di Conad la pubblicità della bambola piuttosto che del parto, insomma siamo stati nominati parecchio su questo argomento. Per chi è dentro il significato è
più esteso, nel senso noi siamo quelli che fanno la raccolta alimentare, noi siamo quelli che fanno le donazioni alle onlus, siamo quelli che fanno last minute market, quindi i prodotti che magari sono in scadenza oppure sono rotti ma sono ancora non vendibili ma edibili, vengono donati, siamo quelli che fanno il progetto Scuola Amica piuttosto che Mangiando si impara. Per quanto riguarda il commercio siamo quelli che solo su Chiavari diamo lavoro a imprese, 25 imprese, le quali fanno fatturato, sviluppano fatturato grazie anche a noi. Per quanto riguarda invece il progetto su Chiavari, si è trattato appunto di incontri propedeutici avvenuti lo scorso anno, dove appunto è stato presentato questo progetto di inclusione lavorativa. Abbiamo fatto delle sessioni formative presso l'ente Forma, successivamente sessioni sul punto vendita dove le persone hanno visto l'operatività dei nostri addetti. E successivamente una persona attualmente sta lavorando con noi in stage, siamo molto contenti di come si sta muovendo, penso che lei, almeno mi dicono che sia molto contenta di lavorare con noi e abbiamo anche chiesto di poterla assumere, quindi dalla parte, diciamo, siamo passati dalla parte teorica alla parte stagistica, ma cercheremo di fare anche la parte pratica. Basta, più breve di così non potevo essere. Allora, andiamo avanti. Se volete, perché passiamo alla tavola rotonda finale. Non riusciamo a metterceli tutti qua, sulla tavola rotonda finale. No. E te fermati perché ci fai. Vabbè, quelli che... Orsini per ragioni di importanza, ma hai tolto l'anzianità di Bocco quando l'hai detto a te, allora vieni se puoi. Sì, sono tanti. Orsini, Ferro, che così almeno li abbiamo tutti e due assieme, poi la dottoressa Arcellaschi. Così c'ho ben 3 psichiatri, ragazzi, è complicata la cosa. Orlandini, speriamo che sia solo medico, non è anche psichiatra, no, internista. Ecco. Valente, la dottoressa Marcella Valente. E dottoressa Musmeci. Mi compiaccio di essere stato, vabbè, lo dico dopo. Allora, io cercherò di fare un'introduzione, provocazione. L'Arcellaschi mi ha promesso che a 5 minuti mi fa segnali di fumo. Che dire, la legge 180 nel mondo di oggi e di domani. Noi siamo di fronte a una legge che ha prodotto in maniera articolata, ovviamente, non solo a livello nazionale ma anche a livello regionale, una buona struttura di servizi, un cambio di parametri nell'affrontare il tema della malattia mentale, la diffusione di molte buone prassi, di molti progetti e l'accettazione abbastanza diffusa di diversi paradigmi nell'affrontare la malattia mentale, cioè non più, come dire, un problema di ordine pubblico come era prima della 180, cioè veramente prima della legge Mariotti, ma un problema di salute.
Di fronte a queste indubbi conquiste, indubbi successi, modificazione della qualità dei servizi, dell'approccio e la riduzione almeno parziale per un certo periodo dello stigma, noi ci troviamo di fronte a questo quadro. Quindi accanto a questo noi abbiamo la maggior parte, io dico, delle famiglie che hanno in casa il problema della salute mentale che vivono questa esperienza ancora nell'isolamento. Dico come controgiudizio rispetto a quelli positivi che non smetterò di affermarli. Solitudine e spesso abbandono. La percentuale di persone seguite dai servizi di salute mentale è elevata, ma non necessariamente tutte le persone seguite dai servizi di salute mentale sono seguiti come dire, in un processo di costante presa in carico. Molte volte c'è un abbandono alle famiglie, le stesse strutture residenziali non sempre sono strutture di emancipazione, non dico tutte. Siamo di fronte a un eccesso di settorialità. Bruno Orsini ha più volte detto in questa settimana di ricordo della salute mentale che c'è stata a Genova, e quindi l'ho sentito 4 volte, quindi l'ho capito alla quarta, che la psichiatria, quindi l'essere del medico specialistico, è un pezzo della salute mentale, non è tutta la salute mentale. E quindi certamente c'è una filiera, a volte questa filiera è una filiera deturpata perché la parte sociale non funziona. Un eccesso di settorialità, un eccesso di autoreferenzialità, questo riguarda anche le associazioni che a volte pensano di andare da sole. Il proliferare, crescere di progetti, ma non necessariamente di un sistema, e soprattutto il ritorno dello stigma in maniera piuttosto diffusa. Questo è un giudizio che ha chiaroscuri, non è un giudizio né positivo né negativo, ci sono aspetti positivi, c'è un clima generale che non ci dice siamo. Quando varie associazioni hanno cominciato a affrontare il ricordo dei 40 anni, abbiamo detto non cerchiamo di fare delle celebrazioni solo positive, ma evidenziamo i punti positivi, i punti negativi e soprattutto quali sono le chiavi su cui costruire un nuovo slancio. Se la chiave negativa è quella dell'isolamento, della riduzione della relazione, quella positiva, sono arrivati 5, ho finito, quella positiva è quella del rilancio della relazione, che parte certamente dal patto terapeutico, non si può sfuggire da questo, però il patto terapeutico deve diventare anche il patto professionale tra le professioni. Molto spesso l'approccio professionale avviene anche ancora, tuttavia, a canna d'organo. Ogni professione segue, si è divisi anche nell'approccio, a volte anche dal punto di vista organizzativo, discutibilmente. Un eccesso di settorialità, e quindi noi crediamo che alla base di tutto ci debba essere un patto che si muove su tanti scenari diversi. Il patto è un atteggiamento e poi una concretezza e poi una forma giuridica. È rispondere dicendo insieme è meglio che non ognuno per i fatti propri. È quello che in fondo è la nascita della 180.
Perché la 180 nasce da un pensiero evoluto da un punto di vista politico, che però è interno alla politica così com'era, è un pensiero evoluto nella società rappresentata da Basaglia, ma la sintesi è stato un patto. Io ci metto quello che posso da un punto di vista della mia cultura politica e giuridica, tu ci metti la spinta al rinnovamento. Questo lo dobbiamo fare, è la stagione. Noi abbiamo provato a proporlo a tutti questo, come strumento di rinnovamento e di recupero di alcuni valori centrali, ma anche di costruzione, una cosa che invece manca, che è il sistema. Perché il sistema della salute mentale non può che esistere dentro un sistema della salute, ma anche un sistema di welfare e un sistema sociale. Noi abbiamo invitato e speriamo che mercoledì prossimo in Consiglio regionale, dove c'è un dibattito sull'adesione della Regione Liguria al patto per la salute mentale, si spinga verso questa estensione a livello regionale di questo metodo, di questo orizzonte. Su questi due temi, le difficoltà che ci troviamo e come costruire insieme una prospettiva, io chiedo a ognuno di voi di fare un breve intervento. Sono stato a 7 minuti? 8? A me il compito di rompere il ghiaccio. Dunque, innanzitutto posso solo dire che la giornata di oggi è stata estremamente interessante, sia per i temi trattato, sia perché mi ha fatto capire, mi ha fatto ancora una volta di più condividere l'idea che l'azione che sta mettendo in atto l'ASL 4 in questo settore è un'azione, come dire, positiva e propositiva. Perché buona parte degli argomenti che sono stati trattati stamattina sono in buona parte già nostre, già nel nostro vissuto quotidiano, e per certi versi l'impegno che vogliamo percorrere in questa direzione è ancora maggiore. Si parlava prima di esclusione e di inclusione. Il nostro servizio, per quanto possa essere poi rimodulato e ristrutturato col nuovo piano di organizzazione aziendale che vedrà la luce speriamo nelle prossime settimane, è in questo momento un continuum di gestione, per cui c'è un governo che tiene strettamente collegati i vari settori, sia della psichiatria ospedaliera, sia della supplementare, sia del SERT. E questo, gioco forza anche per una carenza di personale che stiamo cercando di organizzare nel migliore dei modi, questo però ha dato modo di aumentare la produttività in termini di utenti presi in carico nello scorso anno, e le prospettive sono, direi, per certi versi ancora più rosee, se vogliamo, in funzione della riorganizzazione che vedrà la luce tra poco e che troverà anche nell'implementazione dell'organico quantomeno una stabilizzazione di tante funzioni. Poi nel nostro piano di organizzazione aziendale abbiamo, in quello annuale, abbiamo ripreso quanto la Regione Liguria ha declinato attraverso Alisa, e quindi abbiamo riportato fedelmente alcuni passaggi che prevedono appunto una gestione condivisa con più figure professionali multidisciplinari del percorso del paziente psichiatrico, tenendo conto del fabbisogno dei tecnici di riabilitazione psichiatrica, delle OSS e degli assistenti sociali, e quindi un'azione che dovrebbe avere ricadute positive in tutta la filiera organizzativa e terapeutica. È evidente che questo percorso è, come dire, agli albori, deve essere organizzato. Per ora ci stiamo organizzando con figure che svolgono un doppio ruolo, che si impegnano su più settori. All'inizio c'è stata una domanda che ha sottolineato quando verranno implementate tutte queste figure, e io posso dire che è uno degli aspetti del quale teniamo sicuramente presente, e che nell'organizzazione aziendale globale, in accordo ovviamente con Alisa, sono previsti tutta una serie di passaggi che vedranno questa organizzazione declinata in maniera definitiva sul territorio. Certamente sui tempi non posso essere in questo momento più preciso, però la volontà c'è senz'altro.
E poi, per quanto riguarda per esempio le strutture residenziali psichiatriche, abbiamo già fatto l'esempio, la dottoressa Rebagliati stamane ha parlato della vocazione del Castagneto, sono strutture che, e quella futura di Villa Laura probabilmente non quest'anno, ma vedrà il progetto realizzato all'inizio del prossimo anno, sono tutte strutture per le quali la vocazione della componente dei disturbi mentali, psichiatrici, ma anche per esempio dei disturbi alimentari, è nella nostra idea quella di fare un polo di riferimento, mancando in maniera stabile dall'estrema est della Liguria fino a oltre Genova, fino a Savona, un centro di riferimento. Vorremmo allocarlo in questa zona e quindi, come dire, concentrare la nostra attenzione anche in quest'ambito. Quindi, in conclusione, certamente siamo sensibili a questa problematica, alle problematiche in genere dell'argomento di oggi. Abbiamo uno staff clinico di primissimo livello e la nostra intenzione è quindi quella di potenziare quello che abbiamo in casa e cercare ovviamente di essere più vicini in questo progetto che mi pare sia cominciato 40 anni fa ma ancora non è finito, insomma. Grazie. Io sono contento di poter dire le cose che penso, che sono generiche, ma penso siano utili. Primo, siamo di fronte rispetto a 40 anni fa a nuove esigenze, a nuovi bisogni. Che cos'è il riformismo secondo voi? Secondo me è la capacità di trasformare i bisogni in diritti. Noi siamo pieni di bisogni, di necessità e dobbiamo fare molte cose. È cambiato il mondo, dicevo. 40 anni fa chi pensava ai fenomeni migratori di massa, al disadattamento giovanile che è sempre a metà strada tra la fisiologia e la patologia, è stato detto al crescente abuso di sostanze, ai disturbi alimentari, all'esplosione delle malattie psicodegenerative dell'età avanzata, a cui io presto una particolare attenzione anche per motivi personali. Ebbene, tutto questo richiede riflessioni e orientamenti, questa tavola li può fare. Prima di tutto, io credo che sia illusorio pensare di affidare ai nostri servizi di salute mentale, alla nostra ASL, eccetera, l'onere di contrasto a tutte le forme di emarginazione, di abbandono, di stigmatizzazione. Non è mestiere suo. Adesso quando uno ammazza un altro dicono ma perché gli psichiatri non gliel'hanno impedito? Non è compito loro, è compito di fare quello che possono perché ci siano i migliori rapporti possibili tra la gente, ma quello che possono, non tutto. Certo i nostri servizi, adesso parlo dei nostri servizi e poi dei privati, devono farsi carico della necessità che gli esclusi possano fruire dei diritti di cittadinanza. Ma questo è un compito essenziale e generalissimo e non può essere affidato soltanto ad essi. Si tratta infatti di compiti che esigono scelte politiche globali della società italiana, questo aveva ragione Basaglia, e in particolare una correlazione tra interventi sanitari, interventi sociali, interventi pubblici e interventi privati. E i nostri servizi, quelli di salute mentale, possono concorrere a questo processo, ma non farlo. Favorire la sintesi, favorire il patto, appunto, di cui ha parlato tanto bene Pescetto e che Genova ha cercato di fare, almeno sulla carta. Poi dobbiamo anche evitare errori che su questa strada sono insidiosi, per esempio rifiutare quelli che vorrebbero un ritorno a una legislazione speciale sulle malattie mentali, che sarebbe di per sé discriminante. E soprattutto occorre respingere la tentazione di sovrapporre il concetto di pericolosità a quello di malattia mentale. Un conto, io conosco centinaia di malati di mente che non sono affatto pericolosi e conosco, forse centinaia no, ma decine di persone sane di mente che sono pericolosissime.
Quindi smettere di sovrapporre pericolosità e malattia mentale. La tutela della sicurezza pubblica, che è un'altra delle esigenze che in questo clima di leggero ritorno da quella che non chiamerei sinistra, chiamatela come volete, la tutela della sicurezza pubblica affidata, gli psichiatri devono occuparsi della sicurezza pubblica, ma non è vero. La sicurezza pubblica è un'esigenza che riguarda tutti i cittadini e ha strumenti che vanno applicati a tutti i cittadini, malati o non malati di mente. Ed esige una grande attenzione nell'evitare l'uso politico della psichiatria con la scusa della sicurezza. Recentemente ho avuto una polemica molto soft col Comune di Genova, che apprezzo moltissimo, soprattutto da quando mi ha dato la medaglia. Ma a un certo punto hanno pensato bene di fare il trattamento obbligatorio ai clochard quando faceva freddo. Questo è assolutamente uno sbaglio. Ci possono filare tutte le misure che si vogliono quando faceva freddo, ma non introdurre una sorta di nuovo ricovero obbligatorio, perché ho finito. I nostri servizi, e poi finisco con i nostri servizi, hanno dei compiti terribili perché devono promuovere la salute mentale, devono avere la globalità dell'utenza, devono occuparsi l'estensione dei loro compiti sanitari e sociali, hanno una poliprofessionalità degli operatori, hanno una variabilità enorme di contesti ambientali che non solo consentono ma impongono ai dipartimenti di salute mentale creatività e, come è stato detto, grande flessibilità. Io credo che, sempre per restare nei nostri servizi, essi operino in un contesto in cui le certezze scientifiche sulla natura, sullo sviluppo e sulla cura delle malattie, della sofferenza psichica e delle malattie mentali sono state sostituite da una pluralità di approcci. Pluralità di approcci tecnico-pratici che convivono fecondamente. E quindi i nostri servizi devono essere aperti e liberi, attraversati da diversi saperi, ma esiste anche la necessità che si dispongono di uno stile, di un metodo capace di configurare un denominatore comune, lo ha detto benissimo Ferro stamattina, di contenere eventuali iniziative paradossali e non programmate, e insieme sappiano dare spazio e progettualità innovative ed originali. È tutta una roba terribile. Io avevo una volta dei miei amici infermieri che sostenevano che faceva bene ai malati di mente fare dei viaggetti in mare, in barca. E li ho visti, sono andato a vederli, erano 5 dei miei infermieri che stavano in barca con uno malato che avrebbe dovuto fruire di questo vantaggio. Bisogna sempre distinguere se le cose si fanno per gli assistenti o se si fanno per gli assistiti, perché sono due cose diverse e qualche volta corriamo il rischio di farle. E quindi noi dobbiamo per forza andare oltre la psichiatria, ma è difficile in quali direzioni? Ferro e Ferranini, che sono bravi, una volta su questo argomento hanno scritto un bellissimo articolo, dicendo che noi ci dobbiamo comportare come Pinocchio nella pancia della balena. Un po' dappertutto, vedere le cose, assorbirle, tenerle. Sì, e io gli ho detto, sì, va bene, ma Pinocchio è piccolo, la balena è grande. E allora il patto per la salute. Riunirsi, coordinarsi, ciascuno faccia il suo. E il suo è quello che sa fare, quello che ha voglia di fare e quello che può fare. Un minimo di coordinamento, i nostri servizi lo possono fare, sapendo che non possono fare tutto. Che è a Genova hanno chiamato questa bellissima esperienza la città che cura. È giusto, la città che cura. La città che cura in modo differenziato, coordinato, attraverso tutte le iniziative che indeboliscano lo stigma, aumentino la solidarietà e creino l'integrazione. Insomma, è più facile a dirsi che a farsi, però bisogna provarci. Questo è il mio contributo a questo discorso. Dico due cose io, un po' a integrare, ad aggiunta, perché sono d'accordo con quanto ha detto
Bruno Orsini. Ecco, mi è piaciuto molto l'intervento dei colleghi del gruppo Ente Forma, perché hanno un po' concretizzato quello nell'esportare la loro esperienza, quello che io dicevo stamattina sul discorso della bottega della psichiatria. Il servizio psichiatrico non è che può rispondere a tutto, deve tollerare, che non è una debolezza, è una capacità di essere leggeri e di entrare in rete. Ci sono, per esempio, tutto questo campo molto interessante, l'hanno espresso bene, del coinvolgimento di una popolazione ampia anche di pazienti rispetto all'ambito del lavoro, ma può essere anche dello studio, che giustamente ci sono colleghi che la sanno fare meglio degli psichiatri, no? Ed è giusto, e così altri ambiti, l'ambito ludico. A me piace divertirmi, ma magari non sono un operatore di questo, quindi bisogna tollerare. Di solito, nella mia esperienza, sono i servizi deboli e anche culturalmente poveri che tendono ad essere chiusi sulla difensiva. L'ospedale psichiatrico era un luogo che apparentemente rispondeva a tutto, prendeva dentro, come diceva il professor Orsini prima, prendeva dentro tutto, no? E quindi era in sintonia con una domanda, con una committenza che era quello di escludere una fetta della popolazione, quindi aveva un'apparente forza, ma in realtà era una struttura estremamente debole rispetto al contesto sociale. Questa cosa è un rischio che può succedere nei servizi. Poi, accanto a questo però, so che questo potrà sembrare un po' scandaloso, non sono più le patologie schizofreniche il centro dell'intervento dei servizi di salute mentale, questo bisogna averlo presente, vanno seguiti bene e nel migliore dei modi, ma sono una percentuale piccola rispetto alla patologia che si esprime. Le forme espressive della patologia prevalenti al giorno d'oggi sono altre, quelle che ricordavo stamattina, i disturbi del comportamento alimentare, le nuove dipendenze da gioco, tutte queste forme non proprio dell'autismo franco, ma molti più sindromi di Asperger. Ci sono tante situazioni di confine che richiedono delle competenze specifiche. La diatriba che noi avevamo come gruppo con Gervi rispetto ai basagliani, perché poi comunque eravamo tutti appassionati e baruffare era anche un segno dell'entusiasmo che avevamo col lavoro, era che noi avevamo l'idea che la malattia mentale non si poteva mettere tra parentesi, era stato giusto metterla tra parentesi ai tempi del manicomio, perché quella era l'istituzione da battere, ma poi fuori ci siamo dovuti confrontare col fatto che è difficile curare queste patologie, ma come è difficile curare molte patologie mediche. Molte patologie mediche ad andamento prolungato non guariscono, chi ha una cardiopatia mica guarisce, arriva a stare nel migliore dei casi bene e convivere col proprio disturbo in una maniera da avere una buona qualità della vita, e questo è un concetto secondo me che sostituisce quello di guarigione, ma che ha a che fare col concetto di recovery, e vabbè, questo è importante. I ragazzi bisogna stare attenti, perché alcuni servizi si difendono dal confronto con questi ragazzi tumultuosi. Io a Santa Corona nel 2002, Podamato, ho messo su un reparto per ragazzini per disturbi del comportamento alimentare, e dove poi ricoveravo anche altri ragazzini con dei breakdown evolutivi, e anche tenevo per esempio depressioni postpartum, perché permettevo alla mamma di avere vicino il bambino appena nato, perché non da sola, perché ecco, bisogna confrontarsi con queste situazioni nuove, perché, e chiudo, e lo dico agli operatori, il rapporto con i pazienti, diciamo così, con una diagnosi di malattia mentale più importante, per certi lati è anche un attimino ormai diventato, non dico più semplice, ma è più facile, più definito, mette meno in crisi l'operatore, ma i ragazzi tumultuosi che soffrono adesso sono, tra virgolette, terribili e mettono in discussione ogni nostra posizione istituzionale o di potere così distaccato. Quindi ci sono servizi, questo fa un po' specie, perché in Liguria ancora ad oggi ci sono servizi che si confrontano con queste fasce della popolazione e servizi che lo fanno ben poco. Adesso a Vaggi li fischieranno le orecchie, ma Genova paradossalmente è una realtà in cui i servizi di salute mentale poco si confrontano con le patologie adolescenziali, e questo colpisce. Chiudo con questo, quindi servizi agili, leggeri, ma bisogna anche farsi un mazzo terribile a studiare. La cultura della cura ha fatto dei passi in avanti eccezionali, ma non soltanto per i psicofarmaci, le tecniche psicoterapiche sono migliorate notevolmente, ma bisogna studiare, bisogna formarsi. Come fa un cardiochirurgo, come fa un endocrinologo? Noi abbiamo la stessa dignità e dobbiamo essere formati bene, perché solo un gruppo che è
curato, il gruppo curante deve essere a sua volta curato sempre dal direttore del dipartimento, da chi organizza, perché deve avere un buon livello interno, una buona stima di sé e una buona formazione. Questo è fondamentale, ma anche nel lavoro di un'azienda, non è che riguarda solo la sanità questo. Proprio brevemente mi riaggancio a quello che è stato presentato dall'Ente Forma, semplicemente per integrare con due informazioni. L'Ente Forma è ci ha presentato uno spaccato di un'esperienza che stiamo portando avanti ormai da diverso tempo, quindi un'azione che in un qualche modo l'ASL e il Dipartimento hanno condiviso, e va a integrarsi anche però con altre azioni che in un qualche modo coinvolgono sia l'ASL che i distretti sociali, i comuni e il terzo settore, e sono quelle che noi impropriamente come operatori chiamiamo le borse lavoro, ma è tutta la declinazione della DGR, della delibera della Giunta regionale 283, che sono tutti i percorsi di inclusione sociale e riabilitativi anche. Questo in aggiunta anche a progetti specifici che l'ASL sempre con i comuni e il terzo settore sta portando avanti, soprattutto per quelle situazioni più diciamo con una maggiore fragilità e che hanno necessità di luoghi di sperimentazione, noi chiamiamo, come dire, hanno bisogno di fare un po' di allenamento prima di arrivare, quindi pre-lavorativi, prima di arrivare poi a delle linee, a diciamo poter utilizzare delle risorse, delle linee di tipo formativo lavorativo. In aggiunta a tutta una serie di altre azioni che su questo territorio ci sono e si stanno realizzando, compreso il progetto di cui fa parte anche l'Ente Forma, ma non solo, che è il progetto Agire, che fa parte di un progetto di fondi europei, un progetto diciamo con dei fondi, un bando regionale già di alcuni anni fa che si sta realizzando ora su questo territorio. E quindi questo per dire, non per fare un elenco delle cose che come dire, in questo territorio si stanno realizzando, ma queste sono tutte azioni che vengono realizzate grazie a una sorta di sinergia poi tra enti istituzionali del terzo settore e associazioni. Su questo è ovvio che si creano delle occasioni, degli spazi per le persone per potersi sperimentare, avvicinare al lavoro e collegarsi poi con quelli che sono strumenti più di tipo lavorativo che fanno capo alla legge 68, per esempio, e non solo. Credo però, e questo mi rivolgo mi ricollego diciamo alla locandina, al logo e al domani, credo che sia già da un po' di tempo che non si parli in questo territorio di quelle che sono le realtà in questa specifica area. Lo dico perché mi ha colpito molto quello che questa mattina hanno detto i familiari, che ascolto sempre con molta attenzione, e che c'è una sorta di mancata informazione. Quindi può essere questa l'occasione di come dire, raccogliere un input che mi è arrivato da Maria Giulia preparando questo evento, e che è quello di provare a utilizzare, anche approfittare di giornate come queste per comunicare, informarci e come dire, condividere quello che sta in un qualche modo realizzandoci. Bene, niente, solo questo. Dico una parola anche io. Mi ricollego al discorso che facevano sia il professor Orsini che il dottor Ferro, nel senso che ed è un aspetto negativo di quella che è la realtà dei servizi di salute mentale attualmente. L'aspetto negativo è che
la richiesta sempre più frequente e pressante è quella di controllori sociali che ci vengono a chiedere. Ovviamente questo sottrae molto tempo a quelle che sono tutte le altre attività, a quello che sono anche la possibilità di creare progetti, di creare degli sbocchi nuovi, di pensare, di ragionare su quello che stiamo facendo, su quello che si potrebbe fare. E questa cosa questa richiesta sul controllo sociale che coinvolge tutti, medici, infermieri, tutto il servizio, no, è attivato, io credo dipenda dal clima di, come dire, molto più generale di intolleranza verso il diverso, verso l'altro in generale, che è ricomparso in questi ultimi anni. Mentre temporalmente, dopo la legge 180, temporalmente soltanto, si era sicuramente un po' più attenuato. E questa è una cosa che appunto è da riferire a tutti gli ambiti della rete sociale, no? Dai politici agli operatori sanitari, ai gestori degli enti pubblici, dei privati, al buon senso anche di ogni individuo, quale siamo, ognuno di noi, no? Perché se io chiamo il servizio psichiatrico perché i vicini, la coppia di vicini anziani sta litigando, c'è qualcosa che non funziona. Grazie. Solo una parola velocissima, sperando di non trasmettervi la mia raucedine anziché le mie parole. Allora, mi pare che centrale sia stato il ragionamento sulla rete, sulle sinergie, sui servizi che operano insieme alla formazione, insieme alle parti sociali, insieme al terzo settore e soprattutto sono sollecitate dall'ALFAP, dai familiari degli psichiatrici, perché tutto questo canale, questo formativo, questo canale, tutte queste domande sono partite da loro. Se non ci fosse stato qualcuno che si faceva portavoce dei bisogni e in modo molto molto forte, molto pressante, Maria Giulia per essere chiaro, non ci sarebbe stato questo cammino, quindi a lei dobbiamo tutti molto. Poi c'è stato a livello di ASL chi si è fatto molto carico di esaminare i casi e quindi far tutti i nomi sarebbe complicato, però storicamente la dottoressa Valenti ha fatto tantissimo per attivare tutta questa formazione, come tanto stanno facendo l'Arcellaschi e tutti gli altri. Quindi l'importanza della rete, l'importanza della sinergia è fondamentale per raggiungere un risultato. Grazie. Due cose, allora. La prima più importante è chi ha bisogno per il momento ECM, per le cose di formazione e non ha ancora risolto i propri problemi, si può risolvere la dottoressa Arcellaschi. Una parola finale, ma che non dice niente. Noi, dopo il conflitto che c'è stato a Genova sulla vicenda del manicomio di Quarto, che è stato un conflitto di fine della collaborazione, che ha sancito la fine di una collaborazione post 180, ci siamo trovati in tribunale, ecco, non ci siamo trovati. In quella circostanza poi abbiamo ripensato, l'ha ripensato anche il Dipartimento, di dire questa relazione tra familiari, utenti e servizi, ma non i capi, i servizi, i capi, sottocapi, i terapisti, è una cosa che deve servirci per recuperare un senso di comunità. Poco tempo dopo abbiamo deciso di fare una serie di focus group tra utenti e familiari per capire cosa non va. Ed è emerso che non va la comunicazione, non va la relazione, anche dove funziona, non va. Dove funziona il servizio, non va questa relazione. Mi ricordo quello che diceva, riportato dal report, io ho saputo che esistono i servizi di salute mentale dal Besagnino, cioè dal Ferduraio, e li ho frequentati e funzionano, ma guarda un po', questa era la sintesi.
non conoscenza, pregiudizio, approvazione. Dice, però come facciamo ad andare avanti in questa relazione? Vivendo a parzialità e generalità. Ieri in Consiglio Comunale a Genova si è discusso, dopo la settimana di salute mentale, presente l'87% dei consiglieri comunali, 15 interventi, la scelta molto preparati, che mi ha lasciato, io dico, va a venire che abbiamo dato un'opportunità alla politica di comportarsi bene. Il documento di adesione al patto di salute mentale è stato approvato all'unanimità, quindi l'80% del Consiglio Comunale. Voglio dire, si può, se ci muoviamo assieme, creiamo una forza d'urto che può aprire nuove prospettive, perché se non si sblocca la politica della casa, la politica del lavoro, cioè poi si sta nelle porte girevoli dei centri diurni o nelle comunità terapeutiche da cui non si esce. Dobbiamo muovere questa logica qua. Io sono molto contento perché questa riunione, io ho preso appunti quando si parlava del progetto Forum, io dico queste cose qua devono diventare patrimonio regionale e andare dalla regione e dire la formazione professionale si può fare così perché l'abbiamo fatta e si può realizzare in maniera diversa. Grazie.